Buonasera e ben ritrovati dal Palagems da Adriano Berruti. Si gioca per la terza giornata di ritorno, 12ª giornata della Serie A di futsal femminile. In campo la Lazio contro la capolista Città di Falconara, a punteggio pieno 10 su 10 per le giocatrici ospite. Lazio che si schiera con la numero 1 Tirelli, la numero 5 Siclari, la numero 6 Barca, la numero 7 Beita, la numero 9 Balardin, la numero 10 Tanigna, la numero 12 Gabbi, la numero 17 Pigneiro, la numero 19 D'Angelo, la numero 20 Grieco, la numero 35 Campo e la numero 77 Vanessa. In panchina Daniele Chilelli, risponde la capolista Falconara con la numero 1 Di Biase, la numero 3 Guti, la numero 4 Tati, la numero 7 Marta, la numero 10 Luciani, la capitana, la numero 13 Nona, la numero 14 Bernotti, la numero 21 Ferrara, la numero 22 Marcelli, la numero 18 Damaro e la numero 99 Dalmaz. In panchina Massimiliano Neri. Andremo a vedere quali saranno i due schieramenti di partenza, i due quintetti che inizieranno la gara. Schiera subito Tirelli tra i pali laziali. C'è Grieco, c'è Tanigna, c'è Beita. Probabilmente sarà Vanessa. E così entra adesso la numero 77 a comporre il quintetto. Risponde Falconara con la numero 4 Tati, la numero 10 Luciani, la numero 7 Marta, la numero 3 Guti e in porta Di Biase con la maglia numero 1. Primo possesso che sarà della Lazio. Pronta Alessia Greco sul pallone. Controlla gli ultimi dettagli il direttore di gara. Adesso è pronto a dare il via. Controlla ancora un momento le due panchine, che sia tutto in regola. Adesso lo sguardo al centro del campo, sembra davvero tutto pronto. Lazio contro Falconara. All'andata finita 1-0 in favore delle capoliste. Gara molto tirata. Arriva adesso il fischio e allora Lazio che gestisce il primo pallone con Tanigna che scambia con Beita. Subito pressione alta di Falconara. Tanigna, Vanessa in verticale ancora per Tanigna che scivola, riesce a tenere il possesso. Alla fine fa sbattere addosso a Luciani. Conquista un buon fallo laterale. Rischiato subito la Lazio con Tanigna che era scivolata, riuscita a tenere il possesso. Ancora Tanigna, gira per Beita, viene incontro Vanessa. Ancora Beita, pressione alta di Falconara che decide di cominciare forte, per il pallone allargato da Vanessa verso Grieco che non riesce a arrivare sul pallone troppo arretrato, quindi possesso riconquistato da Falconara che la gestisce con Guti. Lo scambio con Tati, pallone che si perde in profondità, recupera Tirelli, cerca Grieco in profondità, la difesa di Tati, l'ultimo tocco è di Grieco, fallo laterale in favore di Falconara. Ora Luciani appoggia per Tati, gira per Guti col mancino in verticale, la chiusura di Tanigna che mette in fallo laterale. Subito ritmo molto alto, ora Tati a gestire, pallone per Marta, alla fine ancora l'opposizione di Tanigna su Guti e nuovo fallo laterale sempre dall'out di sinistra per Falconara. Ancora Guti sul pallone, dietro per Tati c'è Luciani Bazza che riceve. Luciani fa girare subito in avanti, pallone imprendibile però per Marta e quindi fallo laterale. Stavolta è per la Lazio, c'è Beita sul pallone. Tanigna che si propone bassa, riceve, fa girare da Vanessa, sale il pressing di Falconara. Beita, buona la finta su Guti per il pallone in profondità, impreciso l'anticipo di Tati che però poi regala palla a Grieco. Ancora Tanigna, pressata da Marta. Tanigna fa girare per Beita che cerca ancora la portoghese in verticale. Tanigna prova a difenderla dall'arrivo di Marta. Alla fine l'ultimo tocco è di Marta secondo il direttore di gara. Era sembrato di Tanigna con il tacco. Fallo laterale quindi per la Lazio in pressione offensiva. Si avvicina Beita al punto di battuta. Occhio al movimento di Grieco all'interno dell'area di rigore. Beita viene incontro Grieco. Beita forse aspetta un secondo di troppo, alla fine calcia addosso a Guti e guadagna calcio d'angolo.
Primo giro dalla bandierina di questa partita è per la Lazio. Va Beita dal corner, occhio al movimento dentro di Greco. Beita scodella per Vanessa che non tira il volo. Tanigna entra all'area di rigore, si deve girare. È un problema, pressata bene però dalle giocatrici di Falconara. Alla fine commette fallo Tanigna. Primo fallo del match della numero 10 laziale. Ha fermato subito la ripartenza di Luciani e quindi Guti sul pallone. Allarga proprio per Luciani, pressing di Vanessa, pallone dietro per Tati che trova un buon varco per servire Guti, alta a destra. Ancora l'appoggio, alla fine fallo laterale, dovrebbe essere per la Lazio. Ha ritoccato Guti sull'opposizione di Alessia Greco. Ritmi subito altissimi al Palagemse. Tanigna. Appoggio dietro per Beita, fa girare da Vanessa, pressata forte da Luciani. Vanessa prova a passare, l'opposizione di Luciani non fallosa secondo il direttore di gara. Recupero di Falconara, Luciani dentro, Tanigna riesce a anticipare Marta, poi appoggia bene per Vanessa. C'è Beita che ha un po' di spazio a sinistra, servita, esce Guti e allora si torna indietro da Vanessa. Tanigna, di nuovo Vanessa, pressing di Marta, buon pallone in verticale per Greco che lo difende dall'arrivo di Tati, pallone che non esce. Alla fine recupero di Falconara però con Tati che gestisce all'interno della propria area di rigore, bravissima qui la numero 4, le due finte su Greco, il pallone in verticale sbagliato, recupera Beita che si lancia, Beita calcia, la parata di Di Biase che mette in calcio d'angolo la prima occasione del match e per la Lazio con Beita, gran conclusione con il destro, buona la risposta però di Di Biase. Il secondo calcio d'angolo del match per la Lazio, sempre Beita dalla bandierina. Va dentro Vanessa, va dentro Tanigna, fuori Greco. Beita prova a scodellare proprio per Greco, pallone complicato, lo gestisce bene, buono il dribbling. Greco va col mancino, pallone che rimane lì, Vanessa non riesce a trovare lo spazio per calciare. Alla fine Guti mette in fallo laterale, ancora occasione per la Lazio. Ora c'è Vanessa, fallo laterale dall'out di destra. Appoggio per Greco, la finta, pallone per Tanigna che calcia alto sopra la traversa di Di Biase, prova a ripartire forte Falconara col pallone in profondità, impreciso però verso Tati. Allora Greco a gestire, salta bene Luciani, poi si allunga la sfera in fallo laterale. Luciani, appoggio dietro per Guti, fa girare verso Tati, controllo con la suola, forse una spinta di Tanigna. Non fallo secondo il direttore di gara, allora ancora Tati in verticale per Luciani, fa girare, fa passare, scusate, il pallone Beita, rimesso dal fondo per la Lazio con Tirelli. C'è Vanessa che ha spazio a sinistra, servita lei, quindi Beita esce in pressing Marta, lo elude bene Beita, toccando per Vanessa che va a cercare Greco, buon il controllo, Greco attaccata forte da Guti, poi alla fine l'ultimo tocco è di Marta, fallo laterale che è per la Lazio. Vicina con calma Vanessa, 3 minuti passati di gioco, 0-0 alla Palagemse tra Lazio e Falconara. Ma gara subito a ritmi altissimi, qui la chiusura di Luciani in anticipo su Tanigna. Quindi Tirelli controlla la sfera, poggia per Beita a sinistra, quindi Vanessa, occhio al pressing di Guti, buono il pallone per Tanigna, larga a destra, ancora Vanessa. Tanigna all'interno dell'area di rigore, quindi Beita l'appoggia ancora per Vanessa, fa girare veloce palla la Lazio, Vanessa cerca il suggerimento in profondità, il tocco di Guti e poi Tanigna controlla l'uscita della sfera sull'out, fallo laterale che è per la Lazio. Sempre Vanessa sul pallone, intanto Barca per Tanigna nella Lazio. Vanessa, Luciani su di lei, Beita gestisce un pallone complicato, lo allarga bene per Barca che cerca movimento di Greco in profondità, Greco andava dall'altra parte, il pallone che si perde sull'out. Anzi, rimessa dal fondo in favore di Falconara, pallone che ha danzato sulla linea. Allora Di Biasi, pallone lungo a cercare Tati, grande aggancio, Tirelli riesce ad anticiparla, anzi era numero 99 Dalmaz, entrata da poco sul terreno di gioco al posto di Luciani. Ora Di Biasi, ancora con la sfera tra le mani, il pallone appoggiato, adesso Marta fa girare per Tati, movimento di Guti che riceve, movimento in verticale di Dalmaz, ancora Tati, gestisce Falconara, Marta, ancora per Tati, non ha spazio Tati,
fine prova a prenderselo saltando Greco, pallone ancora per Marta, di nuovo Tati, ora un po' di spazio Dalmaz, attaccata da Barca, l'appoggio indietro ancora per Tati, quindi Guti che viene incontro, di nuovo Dalmaz, attaccata da Vanessa, lo scambio corto con Tati che incespica sul pallone e regala il fallo laterale alla Lazio. Buona copertura sul giro palla veloce di Falconara, ora Barca fa girare per Beita, l'appoggio indietro per Barca, occhio al pressing, quindi Vanessa fa uscire bene la Lazio col pallone per Barca, lungo però si perde sull'out e quindi possesso riconquistato da Falconara. Si avvicina al punto di battuta Marta, con la maglia numero 7, trova il suggerimento in verticale per Dalmaz, la chiusura di Beita e ancora fallo laterale dalla stessa posizione per Falconara, stavolta gioca dietro Marta per Guti, quindi Tati prova a saltare Vanessa, Tati buono il dribbling, va sul destro Tati, pallone dentro, non c'era l'inserimento sul secondo palo, gran giocata di Tati, data sul fondo, ha messo un pallone pericolosissimo in mezzo che attraversa tutta l'area di rigore, alla fine si perde in fallo laterale. Entrata anche Siclari adesso nella Lazio, Barca ancora per Siclari, entrata anche Gabbi al posto di Greco, prova subito a difendere questa sfera Gabbi, chiude bene Guti, alla fine rimessa dal fondo in favore della Lazio, pronta a rimettere in gioco Arianna Tirelli, c'è Vanessa lì, Tirelli cercherà in profondità, invece Gabbi l'anticipa ancora di Guti, di testa riesce a rendere il pallone giocabile per Tati, occhio all'appoggio per la numero 13 Nona, entrata adesso sul terreno di gioco. Allora ancora pallone in verticale per Dalmaz, scusate, con la chiusura di Vanessa, fallo fischiato dalla numero 77, calcio di punizione, il secondo fallo del primo tempo della Lazio sul pallone Guti, pressing offensivo qui di Vanessa, punito con il calcio di punizione. Allora Guti, Tati fa girare Falconara, pallone gestito da Nona, quindi ancora Guti, pressing di Siclari, pallone in verticale ancora per Dalmaz, vorrebbe far girare verso destra Dalmaz, occhio al pallone con Tanigna che per poco non si lanciava, alla fine sbaglia il controllo Guti, pallone che si perde in fallo laterale in favore della Lazio. Tanta imprecisione in questi primi minuti di gioco, passati 5:20 nel corso del primo tempo, dovuti a un pressing altissimo di entrambe le squadre sul possesso avversario. Ora Barca, Tanigna ancora dietro per Barca, occhio al pressing di Guti, pallone impreciso per Gabbi, si perde tra le mani di Di Biasi. Ora Guti appoggia ancora all'indietro per Tati, le finte su Gabbi, Tati prova ad andare sul destro, poi va sul sinistro, pallone per Dalmaz che lo difende, alla fine Siclari in scivolata, fallo laterale che per la Lazio, l'ultimo tocco è stato di Dalmaz. E quindi ancora possesso Lazio, intanto chiede un secondo Tirelli per allacciarsi lo scarpino. Sistema le sue giocatrici Chilelli con Siclari che si va a prendere il pallone bassa, riceve adesso da Barca. Siclari, una finta, va sul mancino, poi prova a scodellare dentro per Gabbi, poi la rovesciata addirittura di Dalmaz che mette in movimento Nona, tu per tu con Tirelli che riesce a chiudere, volevano un fallo le giocatrici di Falconara, ripartenza Lazio con Tanigna che mette in movimento Gabbi col destro, in porta Di Biase, fa buona guardia, blocca e riparte Falconara, ancora con Nona che ha avuto una grande occasione, lamentava un fallo in precedenza sulla scivolata di Barca, non segnalato dal direttore di gara. Allora ancora Nona, intanto è uscita Guti, entrata con la maglia numero 21 Ferrara, intanto fallo di Gabbi, è già terzo fallo del primo tempo della Lazio, deve stare attenta alle irregolarità la squadra di casa, già il terzo, qui la spinta di Gabbi ai danni di Tati. Ora Ferrara, pallone in avanti, Tanigna fa sbattere addosso a Dalmaz, poi ancora Tati in possesso, prova a puntare Gabbi, appoggia all'indietro per Ferrara, buono il dribbling su Siclari, si allunga un po' la sfera, riesce a tenerla in campo, Ferrara prova ad andare in profondità, la chiusura di Tanigna, Ferrara riesce a mettere in mezzo trovando solo le mani di Tirelli, tanto c'è un richiamo da parte del direttore di gara a Ferrara e Tanigna che hanno discusso su quel pallone, con Ferrara che si è buttata in scivolata per mettere il pallone in mezzo, intervento irruento ma regolare della numero 21 di Falconara.
Rimessa al fondo, anzi possesso, scusate, per Tirelli che appoggia per Pinheiro, entrata adesso sul terreno di gioco. Barca in verticale, pallone buono per Gabbi, il controllo di Gabbi. Prova il dribbling su Tati, pallone per Pinheiro, fa girare la Lazio. Pinheiro si gira bene sul mancino, ancora in possesso, l'appoggio per Gabbi. Sfida Dalmaz, poi l'appoggio indietro per Barca. Pinheiro, appoggia ancora per Barca, occhio al pressing di Dalmaz. Riesce a gestire Barca, pallone poi di Gabbi, verticale per Pinheiro, la chiusura di Tati non fallosa secondo il direttore di gara, voleva un fischio qui Pinheiro. Sarà comunque fallo laterale in favore della Lazio. Sulla tre quarti offensiva, sull'out di sinistra, pronta Pinheiro a rimettere in gioco. Pallone toccato dietro per Beita che ha ripreso il posto di Barca. Ora Tanigna pressata, riesce a restituire bene a Beita, poi in verticale Beita col mancino. Tocca la sfera Ferrara, non c'è fallo da parte della numero 21 e fallo laterale che viene dato a Falconara quando il tocco sembrava evidentemente di Ferrara, almeno o ha toccato la sfera o ha commesso fallo su Gabbi, non secondo il direttore di gara. Tanto ha ammonito Ghilelli per proteste. E qui il direttore di gara che salva Falconara che aveva sbagliato con Ferrara, aveva regalato il possesso a Tanigna, ha fatto ripetere però il fallo laterale e quindi ancora Ferrara, di nuovo in verticale, ancora l'anticipo di Beita ai danni di Dalmaz, quindi fallo laterale guadagnato da Falconara che guadagna metri dal cerchio di centrocampo. Ora Tati, appoggio per Nona, quindi ancora Tati, movimento in verticale di Ferrara, Tati fa girare ancora Nona. Movimento incontro di Dalmaz, di nuovo Nona, pressata da Tanigna, fa girare, buono il pressing della Lazio, ne esce bene Falconara con Dalmaz che serve Ferrara, occhio al pressing di Beita che recupera ma poi lascia lì il pallone per Tati che tocca sulla destra per Ferrara, troppo lungo il pallone della numero 4 e quindi fallo laterale che per la Lazio. Tanto fuori Gabbi e Pinheiro, dentro Grieco e Vanessa per la squadra di casa, torna col quintetto di partenza, quindi mister Ghilelli. Ora Beita, l'appoggio per Tanigna, di nuovo Beita, occhio al pressing di Ferrara, ne esce bene col pallone per Vanessa, di nuovo Beita, Vanessa viene incontro, pressing di Nona, Vanessa in mezzo per Tanigna, pressata da Dalmaz, stavolta arriva il fallo dalla numero 99 di Falconara, primo fallo anche per la squadra ospite. Ora Tanigna ha ricevuto da Vanessa, di nuovo Tanigna, pressing di Dalmaz, pallone girato adesso per Beita che appoggia Tanigna, buono il dribbling ancora su Dalmaz, poi rientra, fallo laterale che è in favore della Lazio, ancora un errore secondo me del direttore di gara perché l'ultimo tocco sembrava di Tanigna in questo caso. Tanto dentro Ballardin per Tanigna nella Lazio, proprio Ballardin in possesso, Vanessa viene incontro Beita col mancino, va in verticale a cercare Grieco, buona l'interdizione di Tati, poi Ballardin non riesce a servire Grieco, è rimessa dal fondo per Di Biase e Falconara che riparte ora con Ferrara che tocca, anzi Ferrara adesso a destra, anzi no, non a destra, ha ricevuto da Ferrara, quindi Dalmaz prova a sfidare Beita che le tocca la sfera, fallo laterale a favore della Lazio, intanto rimane a terra, sembra proprio la numero 21 Ferrara, toccata forse da Ballardin a palla lontana, forse una storta, si tocca la caviglia. Chiama l'arrivo del medico, numero 21, dolorante. Passata quasi metà del primo tempo, 11:24 da giocare ancora. 0-0 il punteggio al Pala Games, gara però a ritmi altissimi tra Lazio e Falconara. Ora c'è Vanessa che va a discutere con il direttore di gara. Fallo laterale in favore di Falconara con Nona, quindi Tati allarga per Marta, rientrata con la maglia numero 7, quindi Nona, pallone in verticale, imprendibile per Dalmaz, quindi può ricominciare l'azione della Lazio. Arianna Tirelli che tocca per Ballardin, fa girare a sinistra per Vanessa, occhio al pressing di Marta, quindi Beita in verticale per Grieco che riesce a contrastare questo pallone a Tati, a servire in verticale ancora Ballardin, Ballardin occhio all'inserimento di Vanessa, servita adesso Vanessa contro Marta, l'appoggio per Grieco che calcia, tiro alto
sopra la traversa, buona trama però laziale. Ora Di Biase va a cercare subito in profondità il movimento di Marta, contrasto con Vanessa, riesce a tenere la sfera alla grande Marta, poi il ripiegamento Greco, mette in fallo laterale. Quindi rimessa dall'out di destra in zona offensiva per Falconara, c'è Marta sul pallone. Occhio al movimento dentro di Dalmaz, viene Tati incontro, Marta al tocco proprio per Tati, problema di girarsi. Ancora Tati contro Vanessa, va sul mancino, Tati prova a calciare, Vanessa, poi ancora Ferrara, Marta sbaglia l'aggancio, fa la laterale che è per la Lazio. Lamenta qualcosa la numero 7 di Falconara, non c'è nulla secondo il direttore di gara, quindi possesso Lazio ora con Vanessa. Pallone per Tirelli, la finta su Marta, poi pallone in profondità, sbagliato però per Greco e quindi fallo laterale per Falconara che deve ripartire da dietro. Dall'out di destra andrà a Nona che appoggia lì per Tati. C'è Marta che si propone bassa, cerca il suggerimento in verticale per Dalmaz che adesso lascia il campo, rientra la capitana numero 10 Luciani che va a incaricarsi di questa rimessa laterale. Tati scambia proprio con Luciani, le finte su Ballardin, ancora Tati che ha il movimento dentro di Luciani ignorato, allora Nona prova a servire adesso Luciani, buona la difesa di palla sull'arrivo di Ballardin, poi occhio al pressing di Vanessa, recupera la Lazio con Beita che frettolosamente cerca subito Vanessa, pallone impreciso che si perde sul fondo. Rimessa qui con Marta, occhio al cambio della Lazio che aveva lasciato sola Marta, non c'è fallo di Barca, poi Ballardin in dribbling su Nona, si porta il pallone sull'out e fallo laterale per Falconara quando abbiamo raggiunto la metà del primo tempo, 10 minuti da giocare, sempre 0-0, ora Tati, dribbling su Greco, poi il pallone in verticale, buona l'interdizione di Barca, riparte la Lazio con Ballardin, prova il dribbling su Marta, Ballardin va da sola, prova a saltare anche Nona, guadagna fallo laterale. Rimessa dall'out di destra per la Lazio con Ballardin che lascia a Vanessa, poi Vanessa lascia ancora a Ballardin, tocco dietro per Barca che prova a calciare, pallone largo di pochissimo alla sinistra di Di Biase, voleva una deviazione Barca, non secondo il direttore di gara, invece sì, indecisione qui tra i due direttori di gara con uno che aveva segnato la rimessa dal fondo, l'altro invece segna il calcio d'angolo in favore della Lazio. Calcio d'angolo, Ballardin, occhio al movimento dentro di Barca, Ballardin scodella per Vanessa che va col mancino, pallone largo alla destra di Di Biase, occasione Lazio. Ora Di Biase con le mani va a cercare il movimento di Nona che prova a spizzare di testa, pallone lungo e quindi fallo laterale per la Lazio. Intanto rientra Gabbi al posto di Greco. Laterale per la Lazio, Vanessa sul pallone, c'è Ballardin bassa a ricevere, lo scambio con Vanessa, occhio al pressing di Falconara, Vanessa gestisce bene toccando per Ballardin, occhio al pressing di Marta, ancora Vanessa, c'è Guti su di lei, Vanessa, alla fine fallo laterale che è per Falconara, Guti, appoggio per Luciani, prova a giocarla veloce Falconara, buona la chiusura di Vanessa che prova a lanciarsi in contropiede, Vanessa trattenuta, non c'è fallo secondo il direttore di gara, alla fine guadagna comunque fallo laterale Vanessa. Lazio che deve ancora gestire pallone da dietro con Barca che prova il suggerimento in verticale per Gabbi, fa buona copertura Tati che lascia scorrere la sfera sul fondo, allora Di Biase può rimetterlo in gioco, viene incontro Luciani, pallone a sinistra per Nona, anzi per Guti scusate, con il recupero di Siglari, quindi Gabbi cerca l'appoggio per Barca, grande uscita di Luciani, poi Vanessa dentro per Siglari che prova a girare. La chiusura di Guti volevano un fallo di mano alle giocatrici laziali, poi Marta prova a contendere questo pallone a Vanessa, lo recupera, poi c'è il fallo di Vanessa. Ancora una volta indecisione, i due direttori di gara non sembrano essere molto d'accordo sulla direzione di gara in queste prime battute. Uno che diceva di giocare, l'altro che invece non ha avuto dubbi nel segnalare il calcio di punizione in favore di Falconara. Quarto fallo del primo tempo della Lazio. E stare attenta a non commetterne altri la squadra di casa. Ora Guti larga per Tati, si propone ancora Guti che si allarga a destra, c'è Gabbi su di lei, pallone in verticale, buono per Marta, ottima
la chiusura di Barca. Voleva l'ultimo tocco di Marta, invece calcio d'angolo però per Falconara. Si avvicina Tati che chiama uno schema alle compagne. Ok, movimenti dentro di Luciani e Marta. C'è Guti fuori. Tati prova a mettere dentro l'anticipo di Barca ai danni di Marta. E quindi altro giro dalla bandierina per Falconara. Sempre Tati sul pallone. Lo mette giù. Pallone scodellato fuori per Guti. Voleva pallone in movimento qui la Lazio. Poi Marta, buona la giocata. Barca spazza via. Fallo laterale. Rimessa laterale quindi per Falconara. Ancora zona offensiva con Luciani. Chiama ancora uno schema. Lascia poi a Guti che va forte col mancino. Tirelli mette in calcio d'angolo. Va ancora Tati dalla bandierina. C'è Luciani fuori. Tati, pallone proprio per la numero 10 che prova a sfidare Gabbi. Ancora Luciani, alla fine appoggia all'indietro, preoccupata del pressing. Pallone per Di Biase che prova a scodellare nel mezzo. Tirelli lascia scorrere. Pallone lungo della numero 1 di Falconara, imprendibile per Marta. Quindi rimessa al fondo per la Lazio. 8:27 da giocare. Sempre 0-0, risultato inchiodato, ancora in parità qui alla Pala Gems. Tirelli appoggia per Siglari, sale subito il pressing di Falconara, quindi Vanessa, buon pallone in profondità per Gabbi, lo controlla la numero 12, alla fine esce sul fondo e quindi Di Biase può rimettere in gioco per Falconara, viene incontro a Guti, sale pressing di Siglari, pallone in verticale sbagliato, recupera Vanessa, Vanessa si lancia da sola, Vanessa va col mancino, non c'è il tocco di Di Biase, rimessa dal fondo per Falconara, occasione Lazio con Vanessa, non ci ha pensato due volte, ha cercato subito la porta, non trovandola, tiro largo. Allora riparte la capolista con Luciani che appoggia per Guti col mancino, ancora per Luciani, in mezzo per Marta, buona la gestione di Marta che prova ad alzare il pallone per Tati, imprendibile per la numero 4, buona comunque la diagonale di Gabbi che aveva chiuso la linea di corsa di Tati. Tanto fuori Barca e Vanessa, dentro Tanigna e Beita nella Lazio. Siglari dall'out, pallone appoggiato, controfallo però, pallone in movimento, giocato da Siglari. Ingenuità qui dalla numero 5 che regala fallo laterale a Falconara. Va Tati dall'out di destra, pallone appoggiato per Guti, di nuovo Tati. Scambiano ancora le due giocatrici di Falconara, poi Luciani. Appoggia ancora per Tati, movimento sulla diagonale, anzi sulla verticale, scusate, di Marta, poi Tati invece si lancia in dribbling su Siglari. Fine l'appoggio per Guti che forse è lei a commettere fallo su Gabbi, lascia correre l'arbitro. Allora Beita viene incontro Tanigna, gran palla di Beita dentro per Gabbi che forse perde l'attimo e non riesce a raggiungere la sfera. Gran palla di Beita, rimessa dal fondo per Falconara. Tanto dentro Grieco, fuori Gabbi per la squadra di casa. Di Biase sul pallone, lo appoggia per Guti, quindi Tati. Uno sguardo in profondità, pallone per Dalmaz, buono il controllo con il petto, deve girarsi su Beita, gran chiusura di Beita che guadagna anche il fallo laterale, l'ultimo tocco è di Dalmaz. Tanigna sul pallone, c'è Beita accanto a lei, scambiano le due, Tanigna poi va in profondità, c'è l'anticipo di Tati ai danni di Siglari, allora ancora Tati, pallone per Dalmaz, l'appoggio ancora per Tati, ottima la diagonale di Siglari, per ripartenza Lazio con Grieco che tocca a sinistra per Tanigna, un po' di spazio, il dribbling su Marta, Tanigna prova con la sola a servire Siglari, regala il pallone a Marta e ripartenza Falconara con Dalmaz, Dalmaz, pallone dentro, troppo in profondità per Tati, occasione Falconara. Con il pallone di Dalmaz impreciso, c'era tutta sola sul secondo palo Tati. E quindi fallo laterale per la Lazio, intanto è entrata Pinheiro. Ora Beita, ancora in profondità, cercare il movimento di Grieco, l'anticipo di Gabbi. Ancora Gabbi, anzi scusate Guti, che tocca lì per Tati, quindi Grieco prova a liberare il destro, controlla il pallone, ancora Grieco. Grieco va col mancino, la parata di Di Biase che mette in calcio d'angolo. Ancora una conclusione della Lazio. Chilelli voleva forse un'altra scelta da parte di Grieco. Tanto Dalmaz esce bene in anticipo su Tanigna. Poi Beita, buonissimo il pallone per Tanigna, rischioso sul pressing di Dalmaz. Tanigna, Pinheiro entra in mezzo al campo a giocare, poi serve Beita
e gestisce la Lazio. Pinheiro prova ad andare sulla sinistra, alla fine torna indietro, serve Beita, pressing di Marta, l'appoggio con la suola per Tirelli che sbaglia il rilancio, l'anticipo di Tati su Greco, pallone buono per Beita che prova a lanciarsi veloce, Beita cerca il dribbling, Guti chiude in fallo laterale. Buona difesa qui della numero 3 di Falconara, c'era Greco, aveva tanto spazio nel mezzo. Ora Beita chiama uno schema alle compagne, c'è Tanigna accanto a lei. Beita va a cercare Pinheiro che va subito col mancino a cercare Tanigna. La chiusura di Marta, il pallone buono per Tirelli che lo spazza via in fallo laterale. Poteva forse giocare meglio questo pallone Tirelli, sembrava in netto vantaggio su Dalmazia. Intanto time out chiamato da Mister Neri, l'allenatore di Falconara, per ridisegnare la sua squadra in questi ultimi 6 minuti, sempre 0-0 al Pala Gems, non si sblocca il punteggio. Attenzione alla situazione falli per la Lazio, già 4 in questi primi 14 minuti. Arriva la sirena, si può ricominciare, sarà fallo laterale all'altezza del centrocampo in favore di Falconara. Sul pallone spazzato via da Tirelli, preoccupata dall'arrivo di Dalmaz. Tanto fuori Tati, dentro Nona per la squadra ospite. Rientra quindi la ragazza in maglia numero 13. C'è Marta sul pallone. Appoggio per Guti che va in verticale a cercare Dalmaz che prende il tempo a Beita, prova a girarsi. Dalmaz, gran giocata! E pallone largo alla sinistra di Tirelli, la prima vera occasione con un tiro in porta per Falconara, la crea Dalmaz, gran giocata su Beita con la suola, è riuscita a liberare il mancino. Ora Tirelli col mancino in profondità a cercare il movimento di Greco, la chiusura di Guti che poi gioca con Dalmaz, pallone buono però per Pinheiro. Riparte la Lazio, l'appoggio per Beita. Beita contro Nona, prova a passare, poi torna indietro, serve ancora Beita, serve ancora Pinheiro nel cerchio di centrocampo, poi il pallone perso da Beita, Nona arriva al limite dell'area, il pallone dentro, la chiusura di Pinheiro che intercetta un pallone pericolosissimo, c'era Marta all'interno dell'area di rigore. Fallo laterale. Ora per Falconara c'è Guti sul pallone, appoggia all'indietro per Dalmaz. Dalmaz prova il dribbling su Greco, poi Marta non restituisce bene la sfera, interdice per un attimo Tanigna, alla fine rimessa dal fondo sul suggerimento verticale di Guti che non trova compagne e quindi Tirelli appoggia lì per Vanessa che ha preso il posto di Pinheiro. Adesso il pallone lungo, grande aggancio di Greco, mancato in questo caso, sembrava aver agganciato Greco, invece pallone che si perde sul fondo. Gran palla ancora in profondità di Beita, rimessa dal fondo per Falconara, Di Biase sul pallone con le mani, lunga anche lei a cercare Dalmaz che forse commette fallo su Tirelli in uscita, non secondo il direttore di gara. E ripartenza Lazio comunque con Tanigna che col mancino prova a mettere dentro, pallone a metà tra Greco e Vanessa e fallo laterale che è per Falconara. Poteva arrivare qua il fischio del direttore di gara sulla spinta di Dalmaz ai danni di Tirelli in uscita. Fallo laterale in favore di Falconara. Ora Nona fa girare per Guti in verticale, pallone buono, controlla però Tirelli e poi appoggia lì per Beita. Incontro Vanessa, pallone più intraprendente in verticale per Greco, lo difende dall'arrivo di Nona, pallone che non sembrava uscito. Il direttore di gara non ha dubbi e segna il fallo laterale in favore di Falconara, sembra riuscito a tenerla in campo Greco. Possesso Falconara, ora con Nona, col mancino, fa sbattere addosso a Greco, pallone che si perde tra le mani di Di Biase. Marta, viene incontro Nona, gestione, pallone per Guti, pressing di Tanigna, quindi ancora Nona in verticale per Marta. Buono l'aggancio di Marta, preoccupata del pressing di Vanessa, si gira alla grande, Marta, Tirelli.
riesce a dire di no. Grande occasione per Marta, un po' egoista qui, forse poteva cercare l'inserimento a rimorchio di una compagna. C'erano Dalmazia e Guti arrivati a grande velocità. Seconda volta. Nona viene incontro Guti a ricevere. Ancora Guti, pallone di nuovo per Nona che va in verticale. Buona la chiusura di Vanessa che prova a ripartire. Vanessa, spazio forse per concludere. Il pallone per Tanigna che trova le mani di Di Biase. Grandissima occasione per la Lazio, palla geniale di Vanessa. Qui forse un fallo su Beita da parte di Dalmazia, non secondo il direttore di gara. Ripartenza Lazio con l'anticipo di Tirelli. Pallone per Vanessa, buona la giocata. Vanessa va col destro, col mancino. Deviazione di Di Biase, calcio d'angolo in favore della Lazio. Aveva cercato ancora l'inserimento di Tanigna sul secondo palo. Giocata in fotocopia, quella di qualche istante fa. Volta l'anticipo di Di Biase. Beita da calcio d'angolo, l'appoggio per Greco. Dall'altra parte Greco non trova una compagna, appoggia dietro per Vanessa che fa girare ancora Beita. C'è Nona su di lei, le finte di Beita, buono il dribbling, poi l'appoggio per Vanessa, la deviazione di Marta, pallone comunque giocabile per Vanessa. Ora Greco prova a girarsi, Greco, buona la chiusura di Dalmaz e poi ripartenza Falconara interrotta da Alessia Greco che mette il pallone sul fondo. E quindi ancora Di Biase, 3:32 da giocare, sempre 0-0 al Palagemse. Tati, buono il dribbling su Tanigna, poi scodella in verticale per Marta, pallone troppo lungo che si perde sul fondo. Fuori proprio Marta, adesso dentro Luciani in fila di Falconara. Fuori Beita, dentro Barca nella Lazio. Tirelli dal fondo, vuole un movimento, trova alla fine Gabbi in profondità che ha preso il posto di Greco proprio adesso. Poi la chiusura, fallo laterale, non è riuscita a tenere il pallone in campo Luciani. Fallo laterale per la Lazio che ora sostituisce Tanigna con Ballardin. Ancora 3:20 da giocare. Arriva la capitana Barca sul pallone. C'è Vanessa, appoggio proprio per lei. Vanessa cerca un dribbling complicato. Buona l'interdizione di Luciani, fallo laterale guadagnato da Falconara che qui sbaglia. Attenzione, Vanessa non trova il tempo per calciare, poi riesce a negare almeno la ripartenza a Falconara. Grande occasione per Vanessa, poteva andare forse col destro di prima intenzione sull'appoggio di Gabbi. Quindi Luciani, la chiusura di Ballardin, tiene possesso Falconara con Dalmaz, prova a uscire forte Barca. Ora Tati, 3 minuti al termine. Nona cerca il dribbling su Ballardin, Nona riesce a passare, pallone che danza sulla linea e fallo laterale che è per Falconara. Nona, appoggio dietro, ancora per Tati, un po' di spazio, pensa al tiro, poi l'appoggio sbagliato in direzione di Dalmaz, quindi Barca che prova a ripartire, buono il dribbling di Barca, l'appoggio per Ballardin, Ballardin serve Gabbi, Gabbi, l'uscita di Di Biase che mette in calcio d'angolo, occasione Lazio. Buona l'uscita di De Biase che ha chiuso lo specchio a Gabbi. Aveva poco angolo di tiro la numero 12 laziale. Serviva un inserimento e fallo laterale, non calcio d'angolo per la Lazio. Poco cambia che la posizione è quella. Vanessa, scodella per Barca, pallone impreciso per la numero 6, non riesce a colpire di testa. Allora rimessa dal fondo con Di Biase. Chiama i secondi il direttore di gara. Di Biase tocca per Nona. Quindi Luciani, larga a sinistra, l'attacca Barca, pallone girato ancora per Nona, uno sguardo in profondità, l'errore di Nona che regala a Vanessa che tocca per Gabbi, Gabbi con la punta, calcia addosso a Tati e poi fallo laterale per la Lazio. Non è Gabbi che controlla l'uscita della sfera, poi appoggia all'indietro ancora per Barca, fa girare da Vanessa, sale il pressing di Falconara, ancora Barca. Di nuovo per Vanessa, errore qui di Barca che per poco non lancia in porta Nona che sbaglia l'aggancio. Si salva la Lazio, rimessa dal fondo. Tirelli poggia per Ballardin, sale Dalmaz in pressing. Ancora Ballardin, pallone sbagliato, regala a Nona. Nona! Ma col mancino, pallone alto sopra la traversa. E ancora occasione per Falconara con la numero 13. Vicina alla traversa, difesa da Tirelli. Sbagliato qui Ballardin in uscita. Ora Tirelli cerca in profondità proprio Ballardin, pallone
difficilissima da controllare per la numero 9 che non arriva, quindi fallo laterale per Falconara. Ancora 2 minuti da giocare, fuori Ballardini e Gabbi, dentro Tanigna e Greco. C'è Tati dall'out di destra, sistema la sfera, la tocca corta per Luciani, lo scambio con Tati. Poi l'appoggio dietro per Nona, viene incontro Luciani, servita invece ancora Tati. Un po' di spazio adesso in mezzo al campo. Serve a sinistra Dalmazza che prova ad andare su Barca. Buono il tocco centrale per Luciani che appoggia all'indietro. Ancora per Tati. Vanessa su di lei, allarga ancora per Luciani. Esce Tanigna. Ancora Tati, larga a destra, prova a sfidare Vanessa. Tati, appoggio corto per Nonna che prova a cercare in verticale Luciani. Pallone impreciso, controlla l'uscita Tanigna. Rimessa dal fondo per la Lazio. Tirelli ancora in profondità a cercare Greco, pallone imprendibile però per la numero 20. E allora Di Biase, Tati che contro Luciani, Tati, buono il dribbling su Vanessa, va sul mancino, poi allarga per Dalmaz che fa un buon dribbling su Barca, doppio dribbling, torna sul destro, ancora Dalmaz in possesso, va sul destro, non molla Barca che alla fine recupera, ma Dalmaz riesce subito a recuperare, per forse un fallo di Tanigna, non secondo il direttore di gara. E anche una volta, ancora una volta indecisione qui tra i due direttori di gara. Tanigna era pronta, anzi no, fischiato il fallo a Barca, però rimessa laterale per la Lazio qui. Incomprensione dei due direttori di gara, sembrava calcio di punizione in favore di Falconara. È arrivata anche la chiamata del quinto fallo della Lazio. Possesso però adesso per Falconara con Nonna, esce Greco su di lei, pallone per Tati, poi la conclusione, forse un fallo qui di Tati con Tirelli che era arrivata sul pallone, ha calciato Tati addosso alla mano di Tirelli. Non c'è la chiamata del direttore di gara, fallo laterale che è comunque per la Lazio. 46 secondi al termine del primo tempo. Beita rientrata sul terreno di gioco, l'appoggio per Vanessa, quindi ancora Beita, sale il pressing di Dalmaz, Beita spazza via, preoccupata del pressing della 99 di Falconara. E quindi possesso ospite con Tati, c'è Nona incontro, servita lei nel cerchio di centrocampo, fa girare da Luciani, ancora Nona, esce Tanigna in pressing, Nona prova ad andare in velocità sul destro, ancora Nona, arriva sul fondo, si ferma, si gira su Tanigna, fallo laterale che per la Lazio, ottima giocata difensiva di Tanigna. Ora Beita ci mette forse un secondo di troppo, pallone pericoloso per Vanessa, poi Tanigna non riesce a trovare Greco, quindi Tati, dribbling su Greco, va sul destro, poi ci ripezza, va sul sinistro, pallone per Luciani, esce Vanessa in pressing, Luciani, pallone dentro per Dalmazza che prova a girarsi, non c'è fallo di Tanigna, poi arriva Luciani, alla fine fallo laterale è per la Lazio. Luciani prova ad impossessarsene. 7 secondi al termine del primo tempo. Ha provato in questi ultimi istanti un pressing super offensivo Falconara, non riuscendo comunque a trovare la via del gol. Ora Beita, Vanessa che trova un gran lancio per Tanigna, la chiusura di Nona e calcio d'angolo per la Lazio con poco meno di 3 secondi da giocare. Può forse tentare una conclusione la Lazio. Da sempre la spagnola Beita dalla bandierina. Occhio ai movimenti della Lazio. Beita, coperto anche l'esterno per Vanessa. Beita prende, calcia direttamente fuori. Di Biase, pallone lungo per Dalmaz, l'uscita di Tirelli. E poi Tati che sulla sirena, dopo la sirena probabilmente, calcia alto sopra la traversa. Finisce il primo tempo alla Pala James 0-0 tra Lazio e Falconara. Gara giocata su ritmi davvero alti, non si sblocca il punteggio. Ora ci prendiamo una piccola pausa, ci ritroviamo per il secondo tempo. Ben ritrovati dal Pala James, ancora qualche istante e poi sarà tutto pronto per il secondo tempo. Falconara che si rischiera con De Biase, Tati, Guti, Luciani e Marta. Lazio che torna in campo con Beita, Tanigna, Greco e Vanessa, in porta Arianna Tirelli. Luciani, primo possesso per Falconara, gestisce Guti che appoggia a sinistra per Tati, esce forte Vanessa, pallone in verticale per Marta, l'uscita di Tirelli che tiene lì la sfera, subito l'occasione per Falconara.
Riparte ora la Lazio con Tanigna. Pallone difficile per Vanessa che cerca Griego in profondità. Poi Vanessa lascia scorrere tra le mani di Tirelli. Va in profondità ancora a cercare Griego. La chiusura di Tati, l'anticipo di Vanessa. Poi Tanigna prova dribbling su Luciani, si allunga la sfera. Alla fine fallo laterale per la Lazio. L'errore in appoggio di Guti per Marta. Subito il ritmo che ha contraddistinto il primo tempo anche in questa ripresa. Fallo laterale, ora Beita all'altezza del centrocampo sull'out di sinistra. Rischia di commettere controfallo mettendoci troppo. Alla fine l'appoggio per Tirelli che va in verticale da Vanessa. Fa girare da Beita. Sale il pressing di Falconara. Tanigna. Vanessa. Non può appoggiare a Tirelli. Vanessa trova una gran palla per Beita. Beita prova a lanciarsi. Perde la sfera sulla copertura di Luciani che controlla poi la rimessa dal fondo in favore di Biase. E ora ripartenza Falconara con Tati. Poggia a sinistra per Guti. Viene incontro Luciani. Quindi Guti. C'è Tati, larga a sinistra. Il servizio è più ambizioso per Marta. Ancora Guti. Cerchio di centrocampo. L'appoggio per Tati. Viene in mezzo a giocare. Si propone Marta a sinistra. Servita adesso. Esce Vanessa. Pallone dentro per Guti che prova a difenderlo dall'arrivo di Grieco. Si gira. Serve a destra Luciani. Ancora Marta. Sulla linea di fondo. L'ultimo tocco è di Vanessa. Fallo laterale in favore di Falconara. Lamentava forse un ultimo tocco di Marta. Qui Vanessa voleva per sé il fallo laterale che è in favore delle ospiti. Dall'out andrà Tati. Poggio lì per Luciani. Lo scambio con la suola. Tati va dentro. L'anticipo di Beita. Ripartenza Lazio con Tanigna. Prova a sfidare Guti. Tanigna si ferma. Alla fine appoggia all'indietro per Beita. Larga per Vanessa. Luciani esce in pressing. Pallone allargato per Tanigna. Prova ancora a sfidare Guti. Tanigna la finta. Va sul mancino. Poi rientra. Non le concede spazio la numero 3. Poi l'appoggio un po' lungo di Tanigna. Gestisce Beita. Pallone dentro per Griego che prova a girarsi col mancino. Calcio d'angolo per la Lazio. Voleva rigore Vanessa. Un tocco di braccio di Tati che in ogni caso sembrava attaccata al corpo. Regolare l'interdizione di Tati. Allora giro dalla bandierina. Il primo della ripresa per la Lazio. Sul pallone sempre Beita che ha movimenti dentro. Beita alza per Tanigna che non riesce ad arrivare sulla sfera. Pallone lungo e quindi fallo laterale per Falconara che recupera e riparte con Tati. Allarga a sinistra per Guti. Ancora Tati ad impostare questa azione. Allarga ancora per Guti. Di nuovo Tati che adesso si è allargata a destra. C'è Greco su di lei. L'appoggio ancora per Guti. Uno sguardo in profondità. Poi appoggia dall'altra parte per Luciani che viene presa in controtempo. Buona la chiusura anche di Beita. E quindi possesso Lazio con Tanigna. Vanessa. Ancora per la numero 10. Quindi di nuovo Vanessa attaccata da Tati. Cerca il movimento in verticale di Greco. La chiusura di Guti che poi deve gestire sul pressing di Greco. Lo fa bene ma spedendo il pallone tra le mani di Tirelli. Quindi può gestire un nuovo possesso la Lazio. Passati poco più di 2 minuti e mezzo nel corso della ripresa. Sempre 0-0. Qui pallone recuperato sul pressing offensivo di Luciani. Fallo laterale per Falconara. L'appoggio indietro per Guti. Quindi Tati va a sfidare Tanigna. Va sul destro. Poi ci ripensa e va sul mancino. Tati ancora il dribbling. Va sul destro e calcia Tirelli. Riesce a mettere fuori poi Vanessa. Libera con il destro in anticipo su Luciani. Occasione Falconara. Gran giocata di Tati. Era riuscita a liberare il destro. Ora Luciani riceve proprio dalla numero 4. Ancora Tati. Movimento in verticale di Guti. Tati cerca Marta dall'altra parte. Marta. L'aggancio e la conclusione alta sopra la traversa. Aveva pochissimo angolo per concludere la numero 7. Pallone direttamente sul fondo. Può rimetterlo in gioco Tirelli. L'appoggio per Vanessa. Quindi Beita va in profondità a cercare Greco. Pallone buono per Tati. Poi l'uscita della numero 4. Preoccupata del pressing di Tanigna. Fallo laterale per la Lazio. Vanessa. Beita fa girare ancora per Tanigna. Sfida tra le numere 10 con Luciani. Ancora Tanigna. Alla fine appoggia all'indietro per Beita. Vanessa. Ancora Vanessa. Cerca il pallone per Beita. Leggermente lungo. Buona copertura di Marta. E fallo laterale per Falconara. Ha cercato la gran palla qui Vanessa sulla verticale per Beita.
Ora riparte Falconara con Guti. Poggio lì per Marta, c'è Tati pronta bassa a ricevere, lo fa adesso la numero 4, il dribbling su Alessia Greco, poi allarga a sinistra per Marta, di nuovo Tati, c'è corta Guti, servita, ancora Guti, attenzione al pressing di Vanessa che per poco non recupera, riesce comunque a scambiare con Tati, quindi Luciani, l'uscita di Beita, fallo laterale per Falconara. Luciani rimesso in gioco per Guti in verticale, buon pallone per Marta che ha problema di girarsi, appoggia bene all'indietro per Tati, quindi Luciani larga a destra, calcia! Arriva il gol di Falconara, il gol della capitana, la numero 10 Luciani. Non so se ci sia stata una deviazione sulla conclusione, forse la deviazione di Guti, potrebbe essere suo il gol. Fatto sta che Falconara è in vantaggio, poco meno di 16 dal termine, passa in vantaggio la capolista sul campo della Lazio. Tanto Gabbi per Alessia Greco e Barca per Beita. Ancora Barca, proprio lei a gestire Vanessa. Pressing di Luciani, pallone per Tanigna che restituisce bene a Vanessa. Vanessa, limite dell'area! Il pareggio fulmineo della Lazio con la numero 77 Vanessa, gran gol. A incrociare col mancino, la mette nell'angolino, nulla può Di Biase. E quindi torna subito in parità il punteggio al Palagems, è durato circa 14 secondi il vantaggio di Falconara, che ora tutto da rifare per la capolista. Guti, esce bene Tanigna su di lei, quindi Barca prova a togliere il pallone a Marta, ora bene Tanigna attaccata da due giocatrici, fallo laterale che è per la Lazio, buon lavoro di Tanigna. Arriva Vanessa sul pallone, c'è Barca bassa, servita la numero 6, lo scambio ancora con Vanessa in verticale da Gabbi, la difende col fisico Gabbi, con la suola se la porta avanti, ancora Gabbi, l'appoggio fuori per Vanessa che fa girare, ancora Tanigna, va sul destro su Luciani, poi va, ci ripensa e va sul mancino, Tanigna prova a calciare, l'opposizione di Marta e fallo laterale per la Lazio. Chiama uno schema adesso Tanigna. Tanto richiamo per il direttore di gara, per Dalmaz che non ha la mascherina in panchina. Tanto mi confermano che il gol di Falconara è di Guti, quindi è arrivata la deviazione sul tiro di Luciani. Vanessa dall'out, pallone deviato e recupero di Falconara, grande uscita di Barca che recupera, quindi Tanigna dentro per Gabbi, Di Biase in due tempi, dice di no. E poi ripartenza veloce di Falconara con Vanessa che rischia l'uscita. Alla fine è buono, l'uscita di Tirelli in anticipo su Marta, ma ancora Falconara in possesso, Tati dentro, la chiusura di Barca che mette in fallo laterale. 14:49 al termine, 1-1 il punteggio al Palagems. Tati poggia a sinistra per Luciani, prova a sfidare Gabbi, va sul destro Luciani, poi appoggia per Guti che fa girare, ancora Tati col mancino, pallone in avanti per Marta, danza sulla linea di fondo Marta. Chiude Barca in calcio d'angolo. Tanto cambi per Falconara, dentro Dalmaz e Ferrara, fuori Luciani e Guti. Dalla bandierina andrà la numero 4 Tati. Occhio al movimento proprio della neoentrata all'interno dell'area di rigore, Dalmaz insieme a Marta, c'è invece Ferrara fuori. Tati, scodella per Marta che addirittura col tacco ha cercato di direzionare la sfera verso la porta di Tirelli. Ora Vanessa gestisce il possesso, viene incontro Gabbi, Vanessa la serve quando Gabbi però aveva cercato la profondità, ora Nona arriva al limite, Nona calcia Tirelli in due tempi, blocca la sfera, poi ripartenza Lazio con Vanessa, 3 contro 2, Vanessa si allunga la sfera e regala il possesso a Tati. Ora Falconara in possesso, Nona, buono il pallone per Tati, rientra bene Barca impedendo la ripartenza veloce di Falconara, poi ancora buono il lavoro di Barca, pallone che si perde sull'out, ha rischiato un po' qui la numero 4 Tati, pallone perso, il pressing di Barca, pallone che si è perso sull'out, quindi può ricominciare Falconara con lo scambio tra Tati e Nona, ancora Tati in possesso, esce Beita in pressing, pallone in verticale poi per Dalmaz che fa girare, ancora per Tati, quindi Nona
larga a destra, pallone per Tati, non ha spazio per avanzare, allora torna indietro con la suola per Nona, sale il pressing della Lazio, Nona, buona la giocata per Marta, grande anticipo di Pinheiro, ma gran giocata di Marta che con la punta riesce a toccare per Dalmaz, pallone poi per Marta che si è proposta a sinistra, prova a sfidare Barca che riesce ancora a toccare in fallo laterale. Dall'out di sinistra sempre Marta, chiama movimento a Dalmaz, l'anticipo secco di Pinheiro che prova a ripartire, Dalmaz buona la copertura, non c'è fallo, poi Beita prova addirittura la conclusione, c'è il tocco di Di Biase, provato la magia, qui la spagnola con lo scavetto dalla tre quarti campo, un po' sorpresa da questa conclusione Di Biase che è riuscita comunque a toccare in calcio d'angolo, era un paio di metri fuori dalla linea di porta, allora Beita cercato la gran giocata dalla bandierina, proprio la spagnola, c'è il movimento dentro di Barca, pallone fuori per Pinheiro, l'anticipo di Nona, poi Gabbi, buono il dribbling su Dalmaz, quindi Beita riesce a evitare il fallo laterale, appoggiare dietro a Tirelli, Tirelli lancio per Barca, è buono, non riesce a controllare però la capitana biancoceleste, fallo di fondo per Falconara che riparte con Tati, c'è Marta larga a destra, servita adesso la numero 7, ancora per Tati sulla verticale, prova il dribbling su Beita che tocca la sfera, alla fine recupera Gabbi, sarà rimessa dal fondo per la Lazio, chiama uno schema Tirelli con Gabbi che va in profondità, Tirelli l'appoggio per Pinheiro, quindi Beita in verticale, sbaglia il pallone, colpisce male la numero 7, regala il fallo laterale a Falconara. 12:49 al termine, 1-1 il punteggio al Palagems, al gol di Guti ha risposto subito Vanessa nel giro di 15 secondi. Ora Dalmaz, gran dribbling su Barca, Dalmaz, non c'è fallo di Barca che tocca la sfera, protestano le giocatrici di Falconara per ripartenza di Gabbi, fermata da Marta, cartellino giallo inevitabile per la numero 7 di Falconara. Gran partenza di Gabbi che ha bruciato Marta, che ha potuto solo commettere fallo su Gabbi. Ammonizione inevitabile per la numero 7, tanto fuori proprio Gabbi, dentro Grieco nella Lazio. Protestato poi Marta, voleva un fischio in precedenza su Dalmaz, sulla scivolata di Barca che però è sembrato toccare la sfera in anticipo. Quindi calcio di punizione per la Lazio, all'altezza del centrocampo c'è Pinheiro sul pallone. Tanto fuori anche Barca nella Lazio, dentro Ballardin, fuori anche Beita, dentro Tanigna, ne cambia 3 quindi mister Chilelli. Ora Pinheiro che lascia la battuta a Tanigna. Qualche secondo di attesa con il terreno di gioco che viene asciugato dalle parti di Tirelli dopo la caduta di Dalmaz. Si può riprendere adesso il calcio di punizione in favore della Lazio. C'è Tanigna sul pallone, l'appoggio per Pinheiro, quindi Ballardin prova subito il dribbling su Nona, in qualche modo tiene il possesso, sale anche il pressing di Marta, fine fallo laterale che è per Falconara. Marta dietro per Nona, sulla linea, prova a giocare la sfera, fallo laterale che è per la Lazio, buona l'interdizione di Ballardin. Il possesso è riconquistato dalla Lazio, ora Tanigna cerca il dribbling su Marta, prova a lanciarsi da sola, pallone in verticale, Pinheiro arriva bene su un pallone pericoloso, poi forse un fallo di Nona, calcio di punizione. Chiamata fiscale qui del direttore di gara con le due corse che si sono incrociate di Nona e Pinheiro, fischiato il fallo alla numero 13 e quindi secondo fallo di questo secondo tempo per Falconara, calcio di punizione dalla tre quarti campo per la Lazio. Rientrata adesso Vanessa al posto di Pinheiro, sul pallone andrà Tanigna, chiama uno schema, sono Grieco e Ballardin all'interno dell'area di rigore. Arriva il fischio dell'arbitro, Tanigna lascia alla fine a Vanessa
deve sbrigarsi Vanessa, va col mancino, la deviazione di Di Biase e calcio d'angolo, cercato subito la porta Vanessa, gran botta, gran risposta di Di Biase, si è distesa alla sua sinistra, ha messo in calcio d'angolo. Dalla bandierina Tanigna, mette dietro per Tirelli addirittura, pallone che forse era per Vanessa, lungo però, allora Tirelli gestisce ancora Tanigna, attaccata da Marta, va sul mancino Tanigna, cerca un varco, alla fine appoggio per Balardin, in verticale per Grieco che forse poteva cercare il pallone di prima sull'inserimento di Tanigna, alla fine le sporca la sfera, Nona, fallo laterale per la Lazio che rimane in pressione offensiva. Arriva Vanessa sul pallone, c'è Balardin accanto a lei, occhio a Greco in mezzo, Balardin con la suola restituisce a Vanessa, occhio all'uscita di Dalmazia che per poco non conquista il possesso. Ora Greco difende la sfera, Greco prova a servire Vanessa che scivola, però e quindi non può arrivare sulla sfera, fallo laterale quindi per Falconara, ripiega in fase difensiva la Lazio e riparte la squadra ospite con Tati, serve Nona, poi ancora Tati. Un po' di spazio Marta a sinistra, non la serve Tati che va ancora da Nona, in verticale da Dalmazia che prova a girarsi su Vanessa, forse un fallo di Vanessa, non secondo il direttore di gara, alla fine fallo laterale sul tocco di Vanessa in favore di Falconara. Dalmazia va addirittura a cercare la porta, Tirelli fa buona guardia e Tirelli, pallone in profondità per Greco, l'uscita di testa addirittura di Di Biase fuori la propria area di rigore, in anticipo su Alessia Greco e fallo laterale quindi per la Lazio. Buona lettura qui dell'azione di Di Biase. Tanigna, appoggio per Vanessa, ancora Tanigna, cerca lo spazio per il destro, Tanigna alla fine gira per Balardin, prova a sfidare Marta, appoggio poi per Vanessa, va dietro da Tirelli, Tirelli esce Marta in pressing, Tirelli preoccupata, calcia lungo, pallone facile per Di Biase e riparte ancora Falconara. Nona, pallone per Dalmazia che prova ad andare sul fondo, la chiusura di Vanessa in anticipo su Luciani, poi ripartenza Lazio con Tanigna, anticipata Nona, gran giocata con lo scavetto, poi forse un fallo di Dalmazia che mette il corpo e commette fallo secondo il direttore di gara ai danni di Tanigna. Discutono con fair play però le due giocatrici, tanto troppa fretta quindi Vanessa che deve aspettare un attimo, è entrata intanto Siclari nelle fila della Lazio al posto di Balardin. Tanigna gioca proprio per la neoentrata Siclari, quindi Tanigna, l'appoggio lì per Vanessa, ancora Tanigna, esce Dalmazia su di lei e recupera Dalmazia, prova a lanciarsi in contropiede Dalmazia, Siclari e qua commette fallo nettissimo, il fallo di Siclari, arriva anche il giallo, ha forse preso il pallone però ha preso un po' tutto Siclari, ci può stare la chiamata del direttore di gara e il giallo ai danni della numero 5 biancoceleste. Fallo comunque intelligente di Siclari con Dalmazia che si presentava a tu per tu con Tirelli. Ora attenzione a questo calcio di punizione in favore di Falconara. Tanto è uscita Siclari, no non è uscita, Siclari è in barriera proprio dietro a Balardin. Calcio di punizione quindi a buona posizione per Falconara, occhio al destro di Tati, manca quello di Luciani, sono in due sul pallone, vedremo chi si incaricherà della battuta. Sistema la barriera Tirelli, poi esce, va Luciani col destro, Tirelli, poi Dalmazia, Vanessa mette il fallo laterale, si oppone alla conclusione di Dalmazia, proprio la 99 dall'out di destra, l'appoggio ancora per Tati, fa girare da Luciani, Luciani cerca il dribbling su Siclari, alla fine torna indietro da Tati, pallone allargato poi per Marta, Vanessa fa buona guardia, mette in fallo laterale, tanto Grieco per Balardin nella Lazio e Guti per Marta nel Falconara. Luciani, appoggio dietro per Tati, la finta su Grieco, va sul mancino, pallone per Dalmazia, ancora Vanessa a uscire bene in pressing, a toccare la sfera in fallo laterale, Dalmazia, Tati, Guti, uno sguardo in avanti, poi il pallone giocato con Tati, buono il dribbling su Grieco, Tati, buona la palla in verticale per Guti, lo scambio, Tati aveva forse lo spazio
per concludere, lo ha chiuso bene Siclari. Alla fine fallo laterale per Falconara che rimane in pressing offensivo. Ora Dalmaz conclude dopo aver ricevuto da Tati, guadagna calcio d'angolo dalla bandierina proprio Dalmaz, occhio a Guti in mezzo. Dalmaz cerca dentro la chiusura di Barca che facilita la presa di Tirelli che va subito in verticale a cercare Greco, pallone imprendibile però per la numero 20. Tanto dentro di nuovo Tanigna al posto di Barca. Abbiamo superato la metà anche di questo secondo tempo. 1-1 il punteggio. Tutto nel giro di 15 secondi con il gol di Guti e la risposta di Vanessa. Ora proprio Guti, larga a sinistra, appoggia ancora all'indietro per Tati, quindi Luciani. C'è Vanessa su di lei, cerca addirittura la conclusione Luciani. Si oppone Vanessa e quindi fallo laterale per Falconara. Sul pallone Guti, appoggia lì per Luciani che stoppa e calcia addosso a Dalmaz praticamente. Poi ripartenza Lazio con Siclari che rischia un po' con questo possesso. Alla fine Vanessa fa sbattere addosso a Luciani, fallo laterale per la Lazio. Ha rischiato un po' in uscita qui Vanessa sul pressing della numero 10 di Falconara. Alla battuta adesso Siclari, arriva alto in pressing Falconara, pallone dietro per Tirelli. Tirelli in verticale per Greco, pallone imprendibile con l'uscita di Guti, l'anticipo, poi pallone recuperato da Tanigna. Greco prova a lanciarsi, Greco col destro di Biase in due tempi, blocca la sfera. Ripartenza veloce di Falconara con Dalmaz che prova a puntare Vanessa. Dalmaz, pallone sul fondo. Solo impressione del gol qui per la numero 99, saltata secca Vanessa, poi il destro largo di pochissimo alla sinistra di Tirelli. Tirelli ancora in profondità, cercare Greco, palloni imprendibili però questi per la numero 20 di Biase. Anche lei in profondità, cercare il movimento di Luciani che riesce forse a sfiorare di testa, non a indirezionare verso la porta di Tirelli. Ora Tanigna, Vanessa cerca il dribbling su Luciani, esce forte Luciani, Vanessa, buona la giocata in mezzo per Siclari, buona l'anticipo anche di Tati, si lotta in mezzo al campo, alla fine Vanessa cerca la conclusione, per poco non sorprende Di Biase che era fuori dai pali, riesce con il piede mancino a deviare in calcio d'angolo la numero 1 di Falconara. Gran botta di Vanessa col destro. Tanto cambio nella Lazio, si è fatta male Alessia Greco, al suo posto entrerà Gabbi. Sembra nulla di grave per la numero 20, però lascia il terreno di gioco adesso in favore della numero 12. Calcio d'angolo per la Lazio, Vanessa dalla bandierina, occhio al movimento dentro di Siclari e Gabbi. Vanessa scodella a cercare Gabbi, l'anticipo in due tempi di Di Biase che recupera e poi decide di gestire con calma il pallone per Luciani, quindi Guti supera la metà campo, poi torna indietro Guti, serve Luciani, pallone giocato con Dalmaz che appoggia all'indietro ancora per Guti, pallone scodellato in avanti per Luciani che non può arrivare, non ha neanche abbozzato lo stop e qui pallone davvero imprendibile per la numero 10 e quindi fallo laterale per la Lazio, ancora 8 minuti e 10 secondi da giocare. 1-1 il punteggio al Pala James. Fallo laterale per la Lazio con Vanessa che appoggia dietro a Tirelli. Gestisce Tirelli, l'appoggia ancora per Vanessa, pallone corto per Tanigna, uscita rischiosa ma efficace della Lazio con Vanessa che poi va a cercare Gabbi. Buona la copertura di Tati e recupero di Falconara che ora riparte con la numero 4, rientrata Marta al posto di Luciani. Dalmaz difende il pallone dall'arrivo di Gabbi. Ancora Marta, dribbla su Vanessa, poi serve Tati, in verticale è brutto il pallone per Guti, l'uscita di Gabbi, ma ancora Tati in possesso, Marta, tanto cade a terra Dalmaz, non c'è nulla secondo il direttore di gara, Guti va sul mancino, buono il pallone per Dalmaz che si gira alla grande, poi serve Marta, la chiusura di Gabbi e alla fine pallone buono per Tirelli che si lamenta con Guti, occasione Falconara, gran giocata. Riuscita a salvarsi la Lazio però che riparte adesso con Vanessa, prova a sfidare Marta, alla fine si ferma e appoggia all'indietro per Tanigna, le finte di Tanigna, allarga ancora per Vanessa, viene incontro Siclari,
Ancora Vanessa col destro in verticale per Gabbi, riesce a prendere il compasso, a stoppare questo pallone. Poi lo gioca all'indietro per Tanigna. Vuole il dribbling su Guti, saltata secca, Vanessa vuole il fondo, Vanessa si allunga, anzi Vanessa, scusate, Tanigna che si allunga troppo la sfera, alla fine guadagna calcio d'angolo Tanigna, gran giocata. Sembrava uscito il pallone al momento del tocco di Tanigna, non secondo il direttore di gara, quindi sarà calcio d'angolo in favore della Lazio. Prima però un time out chiamato da mister Chilelli. Arriva la sirena, si può riprendere, rientra la Lazio sul terreno di gioco. Adesso lo fa anche Falconara, sarà calcio d'angolo a favore della squadra di casa. 6:49 da giocare, sempre 1-1 il punteggio, le reti di Guti e Vanessa. Calcio d'angolo per la Lazio, dalla bandierina va a Tanigna, occhio al movimento dentro di Gabbi, servita Vanessa che calcia subito verso la porta, la posizione di Nona. E ancora calcio d'angolo per la Lazio. Ancora Tanigna dalla bandierina, sempre per Vanessa, giocata uguale a prima. Poi alla fine un rimpallo favorisce Nona. Alla fine il possesso di Guti, pressata da Siclari, rischia il dribbling qui Guti. Alla fine pallone buono per Tati che prova a scodellare un gran pallone dentro per Marta. Gabbi, grande recupero difensivo di Gabbi che rimonta su Marta. Ma che palla aveva dato Tati col mancino a scavalcare il centrocampo, aveva trovato Marta che correva verso la porta di Tirelli. Ora Tati dalla bandierina, che al movimento dentro di Marta. Gabbi riesce a evitare il fallo laterale. Gabbi prova a ripartire, la chiusura di Tati, alla fine rimessa dal fondo per Falconara. Cade a terra Gabbi ma non c'è fallo secondo il direttore di gara. Ora Guti, Nona, pallone per Tati, sale il pressing della Lazio. Tati appoggia all'indietro per Nona che va in verticale nel vuoto dove c'è la sola Tirelli che ne controlla l'uscita sul fondo. E ora può rimettere in gioco servendo lì Beita che rischia un po', servendo Vanessa, non arriva per pochissimo Marta. Poi pallone recuperato da Falconara con Tati, quel fallo di Vanessa. Secondo fallo del secondo tempo della Lazio, fallo netto di Vanessa con Tati che aveva nascosto il pallone destro-sinistro. Non un intervento cattivo quello di Vanessa che però è arrivata in corsa in ritardo sul buon dribbling di Tati. Ora si tocca la coscia. Sarà calcio di punizione in favore di Falconara. 6 minuti ancora da giocare. Tati che sembra dolorante, vediamo se sarà in grado di proseguire la sua gara. Al momento sembra di sì, sembra voler stringere i denti la numero 4 di Falconara. Si può riprendere adesso con il terreno di gioco che è stato asciugato sulla caduta di Tati. Calcio di punizione era con la numero 4 che appoggia all'indietro per Guti. Ancora pressing alto della Lazio. Tati gestisce il possesso sull'arrivo di Gabbi. Buona giocata, poi il pallone in profondità sbagliato però per Marta. Beita cerca la porta, la parata di Di Biase. Pallone buono per Gabbi che tocca ancora per Beita che prova a girarsi
riesce a coprire Falconara, grande uscita di Marta. Beita in mezzo a tre, ha fatto una gran giocata con la suola per liberarsi sul mancino. Arrivata in secondo, ha battuta Marta, però a dire di no alla spagnola. Dall'out va Beita che va forte in mezzo, controfallo, pallone in movimento di Beita secondo il direttore di gara Fiscale. Poi pallone che forse si muoveva ma davvero lentamente, poteva lasciar correre che il direttore di gara. Ora Nona con la punta in verticale a cercare Marta, pallone imprendibile per la numero 7 che si perde tra le mani di Tirelli, che lancia subito in direzione di Tanigna, poggia all'indietro per Beita, ancora Vanessa, sfida Guti, Vanessa, pallone allargato per Tanigna che scivola, presa in controtempo, fallo laterale. Intanto time out chiamato da mister Neri. Con Falconara che si poteva lanciare in velocità su questo fallo laterale, con la Lazio che era un po' scoperta. Mister Di Falconara invece che ha deciso di chiamare il time out. 5:26 al termine, sempre 1-1 il punteggio al Pala Games. Arriva la sirena, quindi si può riprendere. Fallo laterale in favore di Falconara, altezza della metà campo. Il pallone arriva a Tati. Arriva il fischio del direttore di gara. Tati, sistema il pallone, anche qui forse era in movimento. Il pallone giocato da Tati, non secondo il direttore di gara. Pallone in verticale, Barca riesce a chiudere ma regala il possesso a Marta. Ancora Marta, gran giocata per servire Nona che gira dall'altra parte per Guti, che forse è troppo altruista. Qua cerca l'inserimento di Nona, gran chiusura di Beita mi è sembrato, ma super occasione per Falconara con Guti da sola davanti a Tirelli. Ha cercato il passaggio invece che la conclusione in porta. Dalla bandierina proprio la numero 3, dentro a cercare Tati, l'anticipo di Barca. Ancora Guti, fallo laterale, pallone dietro per Nona, preoccupata del pressing di Gabbi, torna indietro, serve Di Biase che guarda in avanti, prova a lanciare, a cercare Marta che gira di testa, tocca Tirelli e calcio d'angolo per Falconara. Gran lancio di Di Biase per Marta che ha cercato la porta di testa, gran giocata della numero 7. Per poco non sorprendeva Tirelli che è riuscita a toccare in calcio d'angolo. Dalla bandierina ancora Guti, tocco dietro per Tati che calcia subito, rimessa dal fondo per la Lazio, tiro alto ma anche largo, fuori dai pali di Tirelli. (4:58 al termine). Tirelli per questa rimessa dal fondo, pallone per Barca che appoggia per Beita, lancio in profondità a cercare Gabbi, la chiusura in anticipo di Tati, quindi Nona esce forte Barca su di lei, non la fa girare. Nona arriva praticamente nella propria area di rigore, poi Tati ancora a scodellare col mancino, pallone per Marta che non riesce ad agganciare sul pressing di Beita nella sfida tra le due numere 7. E fallo laterale per la Lazio che la gestisce con Beita e Vanessa. Esce ancora Marta, forte in pressing e Beita riesce a toccare per Vanessa, pallone in verticale per Barca, un po' lungo, la chiusura di Nona, fallo poi di Barca, un po' inutile qui, fallo della numero 6, terzo fallo quindi anche per la Lazio in questo secondo tempo. Pallone che stava uscendo, qui poteva risparmiarselo Barca, sicuramente non un fallo cattivo, però ha allungato la gamba sul piede di Nona, quindi calcio di punizione già battuto. Tati in possesso, il dribbling su Gabbi, il pallone a sinistra per Marta, imprendibile, si perde sull'out e quindi fallo laterale, nuovo possesso per la Lazio. 4:23 al termine, c'è Beita sul pallone, Beita in profondità a cercare Gabbi, pallone
dall'altra parte. Praticamente Gabbi era andata a destra, pallone che invece va a sinistra, è rimessa dal fondo in favore delle ospiti con Di Biase che finta di giocare lungo, poi alla fine tocca corto per Tati, viene incontro a giocare Nona, che barca su di lei. Nona ha problema di girarsi, alla fine si porta da sola il pallone sull'out, conquista il possesso Barca. Protesta Nona, forse voleva un calcio di punizione sul pressing di Barca che sembrava non esserci. Allora Barca qui lascia a Vanessa, pallone toccato per Beita che calcia, colpisce troppo di esterno, il pallone che si perde sul fondo. Conclusione della Lazio con Beita, non è riuscita a colpire bene la sfera. E allora Di Biase va a rimettere in gioco il pallone lungo a cercare Marta, l'anticipo di Beita, quindi Gabbi poggia lì per Vanessa, di nuovo Gabbi, larga a sinistra, prova a sfidare Nona, Gabbi prova ad andare sul mancino, gran chiusura di Nona, poi Barca torna alla grande e guadagna anche il fallo laterale. Gran giocata difensiva di Barca con Nona che stava lanciando il contropiede, l'ha rimontata subito Barca, buona l'aggressione sul primo controllo di Nona. Ora Beita in verticale, pallone deviato, Gabbi lo controlla, poi deve toccarlo all'indietro e lo fa bene per Beita, gestisce la spagnola, serve Vanessa, ancora Vanessa, tocco per Gabbi che viene incontro, sale il pressing di Falconara, quindi Vanessa dà una gran palla dentro per Barca, Barca prova a girare col mancino, Di Biase, poi il pallone che non esce e quindi possesso Falconara che frettolosamente prova a servire Dalmaz che non trova l'aggancio e quindi ancora possesso Lazio. 3:20 al termine, Vanessa allarga per Barca, finta di Barca, poi brutto il pallone per Vanessa, calcio d'angolo in favore di Falconara regalato dalla Lazio. Dalmaz dentro e l'autogol mi è sembrato di Vanessa che sfiora con il destro e rende il pallone imprendibile per Tirelli. Vantaggio Falconara a 3:11 dal termine, il calcio d'angolo regalato da Barca e poi la deviazione sfortunata di Vanessa, proprio lei che aveva pareggiato la gara. Sigla il gol del 2-1 per Falconara, calcio d'angolo battuto forte da Dalmaz e quindi vantaggio ospite. 3:11 al termine, vedremo quale sarà la reazione della Lazio. Beita, Vanessa, ancora per Beita, sale pressing ancora di Falconara con Dalmaz, con Tirelli che rischia tantissimo, poi Tanigna riesce a servire Beita che non trova l'aggancio. Tanto mister Chilelli prepara portiere di movimento con Siglari pronto a entrare sul terreno di gioco al posto di Tirelli. Luciani, servizio dietro per Tati, Marta deve far scorrere i secondi, adesso Falconara, Tati in verticale ancora da Dalmaz, Dalmaz sfida Beita, Dalmaz con il fisico la tiene e poi l'appoggia bene a sinistra per Luciani, torna indietro la numero 10, Tati, il dribbling su Grieco, passa bene Tati, Tati col mancino dentro, Marta non trova la deviazione vincente, occasione Falconara, poi libera Grieco, quindi ancora fallo laterale per le ospiti. Tati dietro per Dalmaz, cerca il dribbling su Grieco, il pallone per Marta che cerca a colpo di tacco la deviazione di Beita, calcio d'angolo per Falconara. Tati dalla bandierina, pallone toccato subito in mezzo, la chiusura di Tirelli, poi sbaglia Beita in ripartenza, pallone regalato a Falconara, Tati cerca la conclusione, la deviazione di Tirelli aiutata dal palo e quindi ancora Tati dall'out di sinistra, pallone toccato per Marta, Tirelli ancora a dire di no, a tenere in vita le speranze della Lazio, pallone giocato poi per Tanigna, Beita sale, pressing offensivo di Falconara, Tanigna, Falconara che non vuole fare arrivare la Lazio vicino alla propria area di rigore, intanto fallo in uscita di Luciani su Beita, ci sta anche il giallo per Luciani, giusta la chiamata qui del direttore di gara. Insomma, Falconara che con tanto coraggio non sta concedendo spazi alla Lazio, nonostante il vantaggio riesce comunque a mantenere il pressing offensivo.
Ora batte la Lazio, è entrata Siglari al posto di Tirelli. Tanigna, 2 minuti al termine, Vanessa, esce Marta su di lei, Tanigna, gira per Beita, quindi ancora Tanigna, Vanessa, in verticale per Grieco, buono l'aggancio, Grieco, poi il pallone rimpallato, alla fine arriva Vanessa che allarga, male però per Siglari, e fallo laterale conquistato da Falconara. 1:45 al termine, Tati cerca il possesso, Tati, poi il pallone in verticale per Dalmaz, l'anticipo di Tirelli che mette in fallo laterale. Ora Luciani, pallone per Tati che fa girare da Marta, quindi De Biase, pallone lungo a cercare Luciani, imprendibile per la numero 10, dentro ancora una volta Siglari al posto di Tirelli. Possesso Lazio, chiama il pressing, mister Neri non vuole far avvicinare la Lazio alla propria area di rigore. Vanessa cerca l'uscita con Grieco, non riesce ad andare via la Lazio però. Allora Tanigna, pallone gestito da Beita, buona l'uscita laziale qui con Vanessa, larga a destra, Vanessa prova a difenderla dall'arrivo di Dalmaz che recupera senza fallo, dice l'arbitro. E allora Marta perde la sfera, poi la riconquista, alla fine Siglari tiene la rimessa laterale. 1 minuto e 5 secondi al termine, sempre 2-1 in favore di Falconara. Vanessa, pallone per Grieco, la restituisce a Vanessa, quindi ancora Grieco deve cercare una conclusione la Lazio. Beita, Tanigna, cerchio di centrocampo, Tanigna avanza qualche metro, poi allarga per Beita, propone Siglari a sinistra, pallone per Vanessa, ancora Siglari anticipata da Dalmaz, poi fallo laterale che è per Falconara, buona uscita qui della numero 10. Ora Marta, buona l'interdizione di Vanessa che recupera, Tanigna cerca il dribbling su Marta, l'appoggio per Beita, 30 secondi al termine, ancora Tanigna, deve cercare una conclusione la Lazio. Tanigna prova a sfidare Dalmaz che recupera, Dalmaz e arriva il gol del 3-1 di Falconara, lo segna Dalmaz e chiude la gara a 20 secondi dal termine. Il pallone è perso da Beita e il gol di Dalmaz che sigla il gol del 3-1 con la porta sguarnita. La grinta di Dalmaz che è andata a riprendersi con cattiveria questo pallone e poi ha potuto agevolmente appoggiarlo nella rete sguarnita. Quindi 3-1 a 20 secondi dal termine. Tanigna, Vanessa, vediamo se proverà ancora una reazione la Lazio. Vanessa allarga per Beita, continua comunque a giocare la Lazio. Beita sbaglia ancora la Lazio e regala a Dalmaz. Riparte ora Marta che decide di gestire il possesso, saggia qui Marta, poi alla fine lo perde sul pressing di Beita che calcia addirittura verso la porta. Arriva adesso la sirena, vince ancora Falconara 11/11, 32 punti in campionato per la squadra di Falconara che rimane quindi prima in classifica, continua la sua corsa, si ferma invece la Lazio che cade 3-1, gran bella partita però davvero quest'oggi al Pala Games, ritmi altissimi. Da Adriano Berruti è tutto, buona serata.